in particolare di epatocarcinoma. Per farlo andiamo a trovare il dottor Maurizio Russello nel reparto che dirige. È qui l'unità operativa di epatologia del Garibaldi Inesima. In questo reparto, dottore Russello, vengono trattati prevalentemente pazienti cirrotici o con un tumore al fegato. Ecco, di epatocarcinoma chi è a rischio? Quali sono i pazienti a rischio in questo senso? I pazienti a rischio di epatocarcinoma sono tutti i pazienti cirrotici. La cirrosi epatica è la principale causa di tumore del fegato. Ovviamente poi la cirrosi epatica riconosce dei fattori di rischio, quelli tradizionali soprattutto nella nostra regione erano i fattori di rischio virali, quindi il virus dell'epatite B e il virus dell'epatite C, lo sono ancora ma in minor misura rispetto a prima grazie alle cure che oggi abbiamo a disposizione per trattare questi virus. E i fattori invece che ormai stanno diventando prevalenti sono l'alcol, purtroppo, e i fattori metabolici. L'obesità e il diabete sono oggi i principali fattori di rischio di malattia cronica del fegato, di cirrosi epatica e quindi di epatocarcinoma. Ricordiamo che l'epatocarcinoma nell'80-90% dei casi insorge in un fegato cirrotico, quindi è il paziente cirrotico che deve essere considerato un paziente a rischio, indipendentemente da quello che sia la causa che ha determinato la cirrosi. Come si diagnostica un epatocarcinoma e quali sono i mezzi che abbiamo a disposizione? L'epatocarcinoma è un tumore che purtroppo dà sintomi solamente nelle fasi terminali del tumore, quindi non dobbiamo assolutamente aspettare che il paziente abbia sintomi. Il paziente cirrotico, che appunto sa di essere a rischio di epatocarcinoma, e tutti i pazienti comunque che hanno una malattia cronica del fegato devono periodicamente sottoporsi a un semplice esame ecografico. L'ecografia del fegato è l'esame di base sul quale poi andare a verificare se ci sono noduli nel fegato. Nel momento in cui si riscontra un nodulo epatico, a quel punto il paziente deve essere riferito ad un centro che si occupa appunto di tumori del fegato, perché nel momento in cui si trova un nodulo nel fegato, ecograficamente il paziente si deve sottoporre a TAC nell'addome con mezzo di contrasto, o meglio ancora risonanza magnetica con mezzo di contrasto, che ci permettono di definire, caratterizzare un nodulo epatico ed escludere quindi tutte le forme benigne che ci sono, come gli angiomi, gli adenomi, le pervasioni nodulari focali, le cisti, e invece essere in grado di capire se quel nodulo è un nodulo che corrisponde a un epatocarcinoma, che ha le caratteristiche dell'epatocarcinoma. In alcuni casi non siamo in grado né con la TAC né con la risonanza di fare la diagnosi, e a quel punto si fa la biopsia ecoguidata e sempre con l'ausilio dell'ecografo riusciamo a prelevare un campione di tessuto del nodulo e l'anatomopatologo ci dice se quello è un tumore o meno. Ora stiamo parlando di pazienti cirrotici, quindi di pazienti a rischio, ora parleremo anche dei trattamenti possibili, ma le voglio fare una domanda a parte: solo i pazienti cirrotici devono controllarsi con una semplice ecografia periodica al fegato, o sarebbe una buona abitudine per tutti? È una buona abitudine per tutti quelli che hanno fattori di rischio, e soprattutto i fattori di rischio metabolici, perché una caratteristica dell'epatocarcinoma è che quando la causa è il fattore virale, appunto come dicevo prima, nell'80-90% dei casi il paziente ha già la cirrosi, il nodulo insorge su un fegato cirrotico. Nel paziente con fattori di rischio metabolici come l'obesità e il diabete, a volte anche l'alcol, il tumore può insorgere nel 50-60% dei casi anche in pazienti che non hanno la cirrosi, che hanno una malattia cronica senza essere cirrotici. È raro che insorga in un fegato sano, per cui se io dovessi dare un consiglio ad una persona, se ha fattori di rischio metabolici, virali o meno, deve fare una ecografia, anche se non ha una diagnosi di cirrosi. Se una persona non ha fattori di rischio, quindi è una persona sana, è veramente estremamente raro
che possa avere un tumore del fegato, quindi in quel caso l'ecografia si deve fare solo se ci sono sintomi particolari o disturbi. Chiarissimo. Poi, Sì. concludo la domanda per completezza, c'è un marcatore tumorale che è molto utile, che viene utilizzato e viene raccomandato nelle linee guida, che è l'alfa-fetoproteina. L'alfa-fetoproteina è importante soprattutto perché anche piccoli incrementi del valore in un paziente che ha dei fattori di rischio devono far sospettare Suonare il questo tumore e campanello. quindi richiedere l'ecografia. Arriviamo adesso siamo arrivati ad una diagnosi. Quali sono le terapie in atto? Oggi possibili? ci sono delle buonissime notizie per i pazienti che purtroppo vanno incontro al tumore del fegato. Ci sono tantissime possibilità terapeutiche, ma la cosa importante, e quindi il messaggio che bisogna dare sia ai pazienti con malattie croniche di fegato che ai medici che si occupano di questi pazienti, è la diagnosi precoce. Nel paziente in cui la diagnosi di epatocarcinoma viene fatta in una fase precoce del tumore, c'è una sopravvivenza a 5 anni superiore al 70%. Nel paziente in cui la diagnosi è fatta tardivamente, la sopravvivenza purtroppo scende a meno del 50% a 2 anni, quindi è una differenza veramente drastica e notevole. Per quanto riguarda poi i tipi di trattamenti, nel paziente che ha appunto una diagnosi precoce possiamo fare dei trattamenti radicali cosiddetti, che sono la resezione chirurgica e la termoablazione, cioè è una tecnica che viene fatta ecoguidata, quindi mini invasiva, senza un'apertura dell'addome, senza l'intervento chirurgico, viene fatta per via percutanea, cioè dall'esterno, con degli aghi che, essendo introdotti dentro ed è questa appunto una tecnica che facciamo noi stessi, introdotti all'interno del tumore col calore generato da radiofrequenza o microonde, è possibile distruggere il tumore e un po' di tessuto sano circostante in maniera che possa essere assolutamente radicale il trattamento. Il trattamento poi l'eccellenza, ma che purtroppo è ristretto a pochi pazienti, è il trapianto di fegato, perché il trapianto ci permette di curare sia il tumore che la cirrosi, ma ci sono ovviamente delle caratteristiche che il paziente deve avere per poter essere trapiantato, e c'è anche e poi ci vuole il donatore. Vogliono i donatori. Oggi c'è anche la possibilità del donatore vivente, nel nostro centro trapianti regionali viene fatto anche il trapianto da donatore vivente, però il paziente deve avere delle caratteristiche e ci deve essere la disponibilità degli organi, che purtroppo in Sicilia è una delle regioni con il più basso livello di donazione. In futuro, dottore, forse in futuro avremo i fegati da cellule staminali creati, diciamo, artificialmente. Si spera in questo, e su questo si sta facendo moltissima ricerca, però per dare una speranza anche in quei pazienti che non hanno la possibilità di ricevere trattamenti curativi, come abbiamo detto, quelli chirurgici o la termoablazione o il trapianto, c'è la possibilità di fare i trattamenti anche per via locoregionali, cosiddetti per via transarteriosa, si chiama chemioembolizzazione o radioembolizzazione. E poi un'altra notizia molto importante per i pazienti è che ci sono dei trattamenti che vengono fatti in maniera sistemica, cioè dei trattamenti per via orale o per via endovenosa con dei farmaci, e in particolare con l'immunoterapia che ormai si sta adottando per tutti i tipi di tumori, per i quali c'è una possibilità di sopravvivenza addirittura superiore ai 24 mesi, quindi anche per questi pazienti c'è la speranza di poter essere trattati comunque. E una buona notizia riguarda proprio questo reparto, questo di epatologia che lei dirige qui al Garibaldinesima, perché sappiamo che di recente avete ricevuto un'importante certificazizione. Ecco, un centro qualificato, che tipo di parametri deve osservare per poter avere questo riconoscimento? Tutte le linee guida nazionali e internazionali raccomandano il trattamento dell'epatocarcinoma solamente in centri specializzati di riferimento che abbiano la possibilità di eseguire e effettuare tutti i trattamenti di cui parlavamo prima, che sono anche molto complessi. E il trattamento deve essere fatto, e la scelta terapeutica deve essere fatta in maniera multidisciplinare, cioè non è il paziente che deve
girare dai vari specialisti per decidere come essere trattato, o il singolo specialista che deve essere che deve trattare il paziente con epatocarcinoma, ma la scelta, la decisione terapeutica deve essere fatta in un ambito multidisciplinare in cui siano presenti l'epatologo, l'oncologo, il radiologo diagnostico e interventistico, il chirurgo, e quindi solamente in questo modo si può decidere la scelta migliore terapeutica. E noi abbiamo già da diversi anni abbiamo istituito un gruppo oncologico multidisciplinare che io ho l'onore e il piacere di coordinare, e recentemente abbiamo istituito un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale in cui prendiamo in carico il paziente dalla diagnosi al trattamento sino alle fasi anche terminali, grazie all'aiuto dell'hospice e quindi di quelle strutture che ci permettono di seguire il paziente anche nelle fasi purtroppo terminali del suo percorso terapeutico. Questo PDTA abbiamo avuto il piacere di averlo certificato da un istituto di certificazione internazionale, Bureau Veritas, il primo PDTA certificato in Sicilia, il secondo in Italia, quindi siamo stati molto orgogliosi. È stato faticoso, però questo consente anche al paziente di avere come dire, una certezza che il percorso che viene seguito qui in questa azienda ospedaliera che è completo, è certificato, e questo significa non che abbia un bollino, ma significa che periodicamente è sottoposto a dei controlli, a delle verifiche, a degli audit, e questo devo dire è stato una nostra grande soddisfazione, e in questo mi l'orgoglio è di ringraziare non solo tutti quelli che lavorano in questo gruppo, ma anche il commissario straordinario, il dottore De Nicola, il nostro direttore sanitario, il dottore Giammanco, e il direttore amministrativo, il dottor Annino, che ci hanno messo nelle condizioni e mettono nelle condizioni l'azienda di poter fare questi percorsi complessi. Congratulazioni e buon lavoro. Grazie, grazie. Proseguiamo e concludiamo il discorso con il dottor Nicola Cinardi, che dirige l'unità di chirurgia epatobiliopancreatica, quindi parliamo appunto di interventistica, chirurgia del fegato, sì. E non solo del fegato. Sì, l'unità operativa di cui appunto sono responsabile, come ha ben detto, si occupa del trattamento chirurgico delle malattie che riguardano fegato, vie biliari e pancreas. Questo nell'ottica di un trattamento multidisciplinare di cui possono giovare chiaramente i nostri pazienti che ci scelgono, dal momento che l'azienda Garibaldi consta di diverse discipline di alta specialità, quindi radiologia interventistica, l'epatologia, che ci consentono di affrontare la problematica in essere sotto tutti i punti di vista. E qui chiaramente noi riusciamo ad offrire tutto ciò che una unità del genere si prefigge di poter offrire. Dal punto di vista proprio dell'interventistica, sì, della chirurgia, quali sì. sono le ultime frontiere in atto? Come si interviene? Allora, ci sono vari... Sì, assolutamente. Varie modalità. Ci sono varie modalità, vari scenari. Oggi la chirurgia laparoscopica non è più quella di 20-30 anni fa in senso pionieristico. Oggi è un qualche cosa che insomma lo si trova dappertutto. Noi riusciamo ad ampliare e ad offrire questo prodotto ai nostri pazienti perché riusciamo ad ottenere gli stessi risultati in termini oncologici con l'utilizzo della chirurgia mini-invasiva laparoscopica. L'unità di cui sono responsabile esegue una grossa percentuale, intorno al 50% di chirurgia del fegato e del pancreas per via laparoscopica, e questo non è un dato da sottovalutare.
dal punto di vista dell'offerta che riusciamo ad utilizzare. La convalescenza, La insomma, i benefici sono molteplici. li conosciamo tutti, la convalescenza sarà sicuramente più breve, l'impatto chirurgico è più breve, la ripresa del paziente è più breve, quindi il ritorno alle funzioni vitali quotidiane e lavorative sarà sicuramente migliorato. Senza dimenticare però che chiaramente è la branca chirurgica più complessa nel panorama della chirurgia addominale, per cui è chiaro che qualora dovessero esserci delle complicanze, e in chirurgia, in medicina in genere, ma in chirurgia ci sono, siamo in grado di poterle gestire proprio perché lavoriamo all'interno di un harness, quindi abbiamo tutte le discipline a nostra disposizione, professionalità e strumentazioni che ci consentono, qualora dovesse esserci una complicanza, di poterla gestire al meglio. Ci sono casi in cui non si opera in laparoscopia? Assolutamente sì, ci sono dei casi in cui per lesioni, masse molto volumetricamente importanti, che quindi poi per l'estrazione proprio dall'addome siamo costretti a dover eseguire delle incisioni grosse, allora lì anche da un punto di vista di immobilizzazione la laparoscopia diciamo non riesce ad essere performante come la chirurgia open, per cui continuano comunque ad essere eseguiti degli interventi di chirurgia open tradizionali, diciamo. Questo però ecco ci deve relativamente interessare perché il nostro oggetto è la cura dei tumori, quindi se da una parte è vero che la ripresa con la laparoscopia sicuramente è più rapida, dall'altro noi non dobbiamo fare alcuno sconto dal punto di vista oncologico per fare una buona chirurgia dei tumori del distretto epatobilio-pancreatico e dei distretti comunque addominali, quindi una buona chirurgia oncologica. Sinergia piena quindi fra la sua unità e quella della dottora Assolutamente Russello, sì. qui al Garibaldi Inesima. Grazie, buon lavoro. Sì, grazie a voi. L'epatologia diretta dal dottor Russello oggi assume un'importanza ancora più strategica rispetto al passato, è diventato centro di riferimento, è stato riconosciuto come centro di riferimento e questo consente al Garibaldi di poter essere attrattivo per tutte quelle patologie purtroppo epatobiliari del fegato che oggi hanno una rilevanza molto importante anche in termini di numeri e abbiamo un centro che è sicuramente di eccellenza che cura con le più moderne cure tutti i pazienti che afferiscono.